Parte l'OPA di Sparcasse su Civibank, oggi via libera dalla Consob, ma sull'operazione guerra tra la banca altoatesina e quella friulana. Del Piero la definisce un'OPA ostile, la di Calabrò l'autonomia era garantita. Sugli scaffali dei supermercati inizia a essere contingentata la vendita dell'olio di semi, massimo 2 confezioni visto il quadro internazionale, e con i rincari delle bollette le famiglie fanno acquisti più oculati. Milan è consapevole della tragedia che ha colpito la sua terra, difficile capire cosa possa provare. Guglielmo Vicario racconta il rapporto con il ragazzino ucraino che ospita Udine e che ha invitato allo stadio il 16 aprile. Operativo dallo scorso ottobre, oggi ha aperto le porte alle nostre telecamere il nuovo deposito di smistamento Amazon a Udine. Ogni giorno migliaia di pacchi transitano dalla struttura dove opera un centinaio di dipendenti. Si giocheranno il 20 e il 27 aprile le gare da recuperare dell'Udinese. Prima la Salernitana al Friuli, poi i bianconeri a Firenze, ancora da stabilire gli orari. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Parte ufficialmente l'OPA di Sparcasse su Civibank. Oggi infatti è arrivato il via libera dalla Consob, il periodo di adesione andrà dall'8 aprile al 6 maggio, ma sull'operazione è guerra tra la banca altoatesina e quella friulana. Via libera l'OPA di Sparcasse su Civibank con il semaforo verde anche dell'ultimo parere autorizzativo, quello della Consob, arrivato nel pomeriggio. Dopo Antitrust, Banca d'Italia e BCE cade ogni ostacolo all'offerta totalitaria di Sparcasse. Il periodo di adesione alle offerte, definito proprio con la Consob, inizierà l'8 aprile e terminerà il 6 maggio, salvo eventuali proroghe. Un'autorizzazione che è stata accolta con assoluta soddisfazione dai vertici di Sparcasse, con in prima fila il presidente Gerhard Brandstetter, che ha sottolineato come Consob abbia confermato l'idoneità dell'operazione. Il documento di offerta verrà pubblicato domani. A partire dalla settimana prossima, ovvero dall'8 aprile, gli azionisti di Civibank che detengono azioni e warrant potranno aderire alle offerte, che prevedono 6,50 € ad azione più un premio fedeltà sui warrant. Un percorso che però si profila complicato perché l'operazione non è stata gradita dai vertici di Civibank, pronta a fare guerra sul tema pur di difendere l'autonomia dell'ultima banca indipendente del Friuli e preservare il valore creato sul territorio. Quello insomma che era un percorso partito come una partnership che voleva creare una solida banca del nord-est, pian piano si è sgretolato sotto i colpi di rivalità sempre più accese, un contrasto al quale guardano con preoccupazione gli azionisti friulani. Civibank rimanda al mittente l'OPA lanciata da Sparcasse. Per la prima volta la banca di Cividale ha parlato oggi nel CDA esprimendo totale contrarietà al progetto. Per la presidente Del Piero, che è pronta a battaglia, si tratta di un'OPA ostile. Questo Consiglio non ritiene di poter aderire a questo progetto. È un no secco all'OPA definita ostile quello dei vertici di Civibank a Sparcasse. Dopo oltre 3 mesi di silenzio la banca di Cividale ha fatto sentire la sua voce e il malumore sull'operazione non condivisa. La presidente Del Piero promette battaglia per respingere l'assalto di chi ha definito straniero. L'operazione nella realtà è un'acquisizione tout court e quindi una vendita da parte del Friuli Venezia Giulia alla provincia di Bolzano, a Sparcasse. Quindi non è l'operazione che ritenevamo, non è stata accettata la nostra proposta / pretesa, come è stata detta dal presidente di Sparcasse, di avere una presenza paritaria in consiglio di amministrazione che avrebbe assicurato in qualche maniera il governo di questo consiglio di amministrazione. Il CDA uscente per 2/3 è pronto a restare in sella con una nuova lista già depositata che si è espressa in modo univoco. Sulle preadesioni, che hanno portato la quota teorica di Sparcasse al 31%, Civibank ha fatto sapere che un azionista ha presentato un esposto alla Consob. La banca di Cividale lancia anche un messaggio ai propri azionisti. Noi abbiamo fatto un lavoro e speriamo di andare avanti a farlo, per cui il messaggio è: come avete creduto in noi fino ad oggi, continuate a farlo e soprattutto pensate anche a voi stessi, alle vostre imprese, alle vostre famiglie, a qualcuno che pensi come voi e per voi e nel vostro territorio. Nessuna fusione e autonomia garantita, lo avevamo messo nero su bianco, così l'amministratore delegato di Sparcasse Nicola Calabrò replica ai vertici di Civibank. Lo abbiamo intervistato, lo sentiamo, e questa sera alle 19:45 nell'appuntamento con Screenshot faremo il punto sull'intera vicenda. In data 7 febbraio
Il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso di inviare una comunicazione scritta, formale a mezzo posta certificata al Consiglio di amministrazione di Cibank e al direttore generale di Cibank, con il quale documenti che avevano l'obiettivo di rappresentare proprio nero su bianco qual era la nostra idea di banca del futuro, qual era l'idea dei nostri rapporti che ci sarebbero stati tra la controllante e la controllata, quali sarebbero stati i modelli di autonomia gestionale del credito e commerciale, e mettere nero su bianco anche che si sarebbe andati su un orizzonte temporale che non avrebbe mai visto questo orizzonte temporale pensare minimamente a una fusione. Noi abbiamo in quella sede, su richiesta di Cibank, consegnato a Cibank in anteprima il documento di offerta Consob. Era lo stesso documento di offerta che domani viene pubblicato, conteneva già al suo interno esattamente questo tema della tutela dell'autonomia di Cibank. Via della quarta commissione al super sconto carburante che sarà attivo dal 1° aprile. Allora nel servizio vediamo nel dettaglio quanto si risparmierà. 29 centesimi di risparmio al litro per la benzina, 20 per il gasolio nei comuni di zona 1, che diventano rispettivamente 20 e 16 in zona 2, cui aggiungere 5 centesimi per i possessori di auto ibride. La quarta commissione consiliare ha espresso parere favorevole a maggioranza sul super sconto carburante per aprile. Unico voto contrario quello di Furio Onsel, di Open Sinistra FVG, astenuti Movimento 5 Stelle e Patto per l'Autonomia. Il massimo sconto possibile, che sommato allo sconto statale renderanno possibile uno sconto alla pompa dal 1° aprile inferiore al prezzo Slovenia, quindi un prezzo inferiore mediamente a 1,50 euro, in certi casi 1,40 euro, per le macchine ibride addirittura, facendo una stima, ieri alcuni distributori avrebbero potuto venderlo a 1,36 euro, uno sconto molto competitivo da rendere ormai sconveniente fare il turismo del pieno. Un vantaggio per la nostra regione, dove accise e IVA resteranno da noi e potremo vedere di continuare questo contributo anche in futuro. Evitiamo il turismo del pieno anche per un fattore ambientale, si evita di fare andata e ritorno e quindi inquinare con la propria vettura. Considerati il quadro internazionale e la corsa all'accaparramento, alcune catene di supermercati della regione hanno deciso di razionare alcuni prodotti, primo tra tutti l'olio di semi, consentito l'acquisto di 2 sole confezioni a famiglia, e il caro bolletta influisce anche sul modo di fare la spesa. Abbiamo sentito Fabrizio Cicero, direttore regionale per Despar. In questo momento l'unico prodotto per il quale chiediamo l'acquisto solo di 2 bottiglie a carrello è l'olio di semi, per tutto il resto non ci sono grandi problemi, il punto vendita, l'assortimento è completo, non manca praticamente niente. Aumenti da parte dei fornitori sono stati richiesti? Sì, aumenti da parte dei fornitori, dei produttori sono richiesti. Noi ad oggi stiamo cercando di mantenere fermo tutto quello che è il prezzo verso il consumatore per fare in modo che non ci sia un aumento di inflazione dovuto a questo. Faremo il possibile per mantenere questa politica. In quale genere, in quale tipo di prodotti? Ma è un po' generalizzato, se pensiamo all'aumento dell'energia elettrica purtroppo questo pesa su qualsiasi tipo di produzione, quindi da una parte c'è il problema delle farine, c'è il problema dell'olio, però essendoci il problema dell'energia elettrica e dei costi in generale, questo va a colpire a 360 gradi tutte quante le merceologie. A proposito di energia elettrica, la gente deve pagare le bollette e ha pensato magari di rinunciare un po' di più alla spesa? Ma sicuramente le bollette sono pesantissime in questo momento e la gente in generale, ma tutti noi stiamo attenti a come spendiamo. C'è una spesa oculata, quella sì. Il presidente della regione Fedriga torna sulle polemiche legate alle sue dichiarazioni relative alla necessità di distinguere tra chi scappa da una guerra, come ad esempio i cittadini ucraini, e chi invece è un migrante economico, come chi arriva dalla rotta balcanica. Devo dire che sorprende delle volte l'ideologia con la quale viene affrontata questa materia. Anzi, il dramma dell'Ucraina e del popolo ucraino ci testimonia cosa vuol dire una migrazione bellica dovuta alla guerra. E non a caso noi abbiamo il 90% di donne e bambini che arrivano nel nostro paese. Se qualcuno pensa di dover mischiare i flussi e dare le stesse risposte
ai giovani maschi afghani e pakistani che arrivano qua e magari li mettiamo sempre alle donne e bambini ucraine, qualcuno mi dica che è un modo di operare giusto e corretto rispetto a queste persone che stanno scappando da una guerra. Qui non si tratta assolutamente di discriminazione, qui si tratta semplicemente di buon senso. Sul fronte dei temi nazionali resta la perplessità del Presidente sulle scelte del Movimento 5 Stelle e del neoconfermato leader Giuseppe Conte di non approvare l'aumento delle risorse per gli armamenti. La stabilità del governo sono degli impegni internazionali, penso che tutti dobbiamo rispettare, dopodiché se qualcuno fa scelte diverse e pensa che si possa mettere in crisi questa maggioranza, io penso che sia sbagliato, perché in un momento così difficile questo governo e il Presidente del Consiglio Draghi ha dato risposte e i numeri che abbiamo visto anche durante anche la piena pandemia sono numeri che ci hanno permesso anche di tenere dal punto di vista economico. Siamo stati tra i paesi che sono cresciuti di più a livello europeo. Profondamente colpito dalla storia di Milan, il ragazzino di 11 anni in fuga con la mamma dall'Ucraina è ospitato nella sua casa udinese. Guglielmo Vicario così ha definito il suo rapporto con il ragazzo che sta cercando di aiutare anche a distanza, grazie ai genitori e grazie anche al calcio, tanto che gli ha già promesso un regalo speciale. L'abbiamo sentito. Una storia di solidarietà, ma anche di amicizia. Oltre alla differenza di età, di lingua e di provenienza, tra Guglielmo Vicario e Milan è nato un rapporto speciale, dopo la scelta della famiglia del portiere dell'Empoli di ospitare il piccolo e la mamma Anna in fuga dall'Ucraina nella loro casa udinese. L'incontro è stato molto, molto toccante, molto, molto bello e ho provato ad immedesimarmi nella situazione sua di un ragazzino che ha 11 anni ed è completamente cosciente di quello che sta succedendo, ma sono situazioni in cui è difficile, se non quasi impossibile, mettersi dall'altro lato. Ecco, poi il contatto via videochiamata con il padre ha messo insomma a nudo tutte le problematiche che sta vivendo questa povera gente, non solo loro, in tutto il mondo, ma a me direttamente è capitata questa esperienza qua. Sapere bene o male di poter provare a fare il massimo per queste persone per noi è una grande cosa. Ecco. Sarà ovviamente il calcio ad avere un ruolo importante nella nuova quotidianità di Milan. Sono messo in contatto con le scuole calcio che ho frequentato io quando ero bambino, con il Bearzi e poi mio papà direttamente con il Chiavris di Udine. Adesso vediamo quella che sarà insomma l'opportunità anche più semplice per mettere il ragazzo nelle migliori condizioni per esprimersi, per trovare un po' di socialità. E per la vigilia di Pasqua c'è già un regalo speciale pronto per Milan. Alle 14:30 si giocherà Udinese-Empoli e i due si potranno rivedere. Anche l'altra sera ne abbiamo parlato e gli ho detto guarda avrei piacere se venisse allo stadio, lui ovviamente era molto emozionato della cosa. Ancora una storia di gente che scappa dalla guerra in Ucraina, scappata con il figlio, raggiunto la madre in regione dopo 5 giorni di fuga. Al momento del ricongiungimento avvenuto a Trieste, però Irina ha subito un arresto cardiaco, perdendo conoscenza e cadendo a terra per le troppe emozioni da sopportare e per le ferite al cuore vissute durante quest'ultimo periodo. La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara di Trieste, dove è stata salvata dopo ore di cure intensive. 700 posti in famiglie che vivono nella destra tagliamento per i profughi che scappano dalla guerra. Dalla prefettura di Pordenone arriva l'Altolà, iniziativa lodevole ma non attuabile dal momento che nessuno sarebbe in grado di controllare le condizioni dei rifugiati all'interno dei nuclei familiari. Una solidarietà senza freni. Nel giro di pochi giorni un imprenditore della destra tagliamento, Claudio Zoll, è riuscito a trovare 700 posti per i profughi ucraini che stanno scappando dalla guerra in famiglie disposte ad accoglierli senza chiedere nulla in cambio. Tutti i posti che noi abbiamo raccolto sono di persone che vogliono dare gratuitamente ospitalità, non vogliono soldi.
Dalla prefettura di Pordenone però è arrivato l'alto là. L'iniziativa di Zoll è sicuramente lodevole, così come il grande cuore dei pordenonesi, ma a monte c'è un problema non di poco conto. È impossibile da parte delle autorità competenti attuare un controllo in situazioni di promiscuità che si verrebbero a creare, senza nessuna garanzia poi di come i rifugiati verrebbero accolti e per quanto tempo potrebbero stare all'interno di un nucleo familiare. Diversa invece è la condizione di quei profughi che si affidano al ricongiungimento. In questo caso, essendoci legami di parentela o comunque di conoscenza, il governo è pronto a riconoscere un contributo di 300 euro una tantum a persona. Ci troviamo alla libera azione del cittadino che quando conosce un profugo, conosce una persona che ha bisogno di aiuto, può direttamente comunicare tramite la PEC e i moduli che trova online alla questura la presenza del profugo e senza nessun problema ospitarlo. Il corpo mummificato di una donna di 89 anni è stato trovato in una casa in centro a Trieste e a fianco c'era anche lo scheletro di un gatto evidentemente morto di stenti pochi giorni dopo il decesso della sua padrona. La scoperta è venuta ieri mattina in seguito a un controllo effettuato dai funzionari dell'INPS. Il personale dell'istituto, non ricevendo risposta, aveva lanciato l'allarme attivando l'arrivo dei sanitari e della polizia locale. Secondo i rilievi la donna sarebbe morta addirittura anni fa. A Tarvisio oggi c'è stato un incendio al residence Camporosso 2, le cause sono ancora da accertare, le fiamme sono partite da una pizzeria al piano terra, lo stabile a 2 piani realizzato in cemento armato ma con le pareti e il tetto rivestiti in perlinato in legno. Il fumo ha raggiunto anche alcune stanze al piano superiore, 9 persone sono state evacuate, sono turisti che erano in vacanza e alcuni addetti della struttura, nessuno è rimasto intossicato. Un giro di prostituzione in centro a Cervignano è costato a 2 italiani la condanna e la confisca di un appartamento. Gli incontri avvenivano al 10° piano di un palazzo di Piazza Indipendenza. Lì, in pieno centro a Cervignano, per diversi mesi del 2020 alcune donne asiatiche hanno venduto ai clienti le proprie grazie e proprio quell'appartamento è stato confiscato dal GUP di Udine Carlotta Silva. Il giudice inoltre ha condannato con il rito abbreviato un legnanese di 42 anni, legale rappresentante di una società di Nova Gorica, proprietaria dell'immobile, a 1 anno e 4 mesi di reclusione e un udinese di 51 anni, comproprietario, a 1 anno di carcere per sfruttamento della prostituzione. Entrambe le pene sono state sospese. L'appartamento era stato affittato, con la consapevolezza di ciò che lì dentro accadeva, a 800 euro al mese, valore superiore alla media del mercato. Gli affittuari erano un uomo di 56 anni e una donna di 54, entrambi cinesi, rinviati a giudizio. Sono accusati di aver fatto esercitare la prostituzione a loro connazionali a Cervignano e in un appartamento di San Donà di Piave. I due si sarebbero occupati del pagamento degli affitti e delle bollette, degli annunci su internet e del materiale necessario e avrebbero gestito i clienti. In compenso avrebbero riscosso metà degli incassi quotidiani. Il processo prenderà il via a maggio. 3 mesi di reclusione per ogni scarpa è la conclusione del processo a 2 cittadini rumeni, una donna e un uomo di 30 anni, accusati e riconosciuti colpevoli di aver rubato 9 paia di scarpe dal negozio Adidas del Palmanova Outlet Village. Il tribunale di Udine li ha condannati a 2 anni e 2 mesi di carcere ciascuno. Il furto risale al marzo 2019, quando i condannati sono entrati nel negozio e hanno nascosto le scarpe del valore di poco inferiore a 500 euro in un borsone schermato con la carta stagnola per eludere i sistemi antitaccheggio e poi si erano dileguati. I 2 invece sono stati assolti dall'accusa di aver rubato in un altro negozio dell'outlet denaro in contanti ed aver tentato il medesimo colpo in un terzo punto vendita. Conclusero la compravendita di 1 chilo di cocaina a Udine, in 3 patteggiano davanti al GUP e una 4ª persona è stata condannata. 11 anni e 1 mese di reclusione e 46.000 euro di multa. A tanto ammontano le pene comminate dal GUP di Udine, Matteo Carlisi, a 3 dominicani poco più che trentenni e a un italiano di 51 anni di Borso del Grappa. I 4, 3 dei quali hanno patteggiato e uno dei quali è stato condannato con il rito abbreviato, erano accusati di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, reati contestati nel quadro dell'operazione antidroga Magnolia condotta negli anni scorsi dalla polizia di Udine. L'italiano, secondo il capo di imputazione, nel maggio del 2020 si era recato nel capoluogo friulano dove aveva rifornito gli altri 3 condannati e una 4ª persona di 950 grammi di cocaina. In cambio aveva ricevuto 38.000 euro. Uno dei 3 dominicani
Toscana, inoltre, era accusato di aver ceduto a più riprese cocaina a uno straniero alla Tisana. Il rifornimento, risalente al 2019, avveniva con frequenza mensile e ogni volta venivano venduti dai 40 ai 50 grammi di droga. Il prezzo variava dai 40 ai 50 euro al grammo. Avevano acceso alcuni fumogeni durante una manifestazione a Udine, ma il giudice li ha assolti per la particolare tenuità del fatto e la formula con la quale sono stati prosciolti dal GUP di Udine 3 giovani di 25 anni, 2 di Udine e 1 di Gorizia. Il 27 giugno 2020 avevano partecipato a un flash mob organizzato in piazza Garibaldi dall'associazione di estrema destra Blocco Studentesco. E ora i numeri del TAR del Friuli Venezia Giulia, che ha aperto l'anno giudiziario e che nel 2021 ha chiuso praticamente senza arretrati. Una macchina efficiente che riesce a dare risposte a chi si appella al TAR per avere giustizia. L'anno giudiziario del Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia si è aperto con i numeri dello scorso anno, quando sono stati depositati 488 ricorsi e 397 di questi sono stati decisi nel corso dello stesso anno, un dato in crescita rispetto al 2020, e tra queste da segnalare i ricorsi sull'obbligo vaccinale. Le sentenze sono state tra l'altro le prime uscite in Italia, le nostre sentenze sulla materia dell'obbligo sanitario sull'obbligo vaccinale dei sanitari. Tra l'altro sono state tutte confermate nella sostanza in Consiglio di Stato. Crediamo di aver fatto bene a fare sentenza quando ci è stato sottoposta la richiesta di misura cautelare, per dare un segnale chiaro, insomma, per permettere alle persone di sapere come esattamente l'assetto giurisdizionale, la giustizia vedeva le loro pretese. Sono molto contenta anche del fatto che il Consiglio di Stato abbia fatto seguito a stretto giro. La Presidente nella sua relazione ha lanciato un appello alla politica affinché si arrivi a un riordino e semplificazione della disciplina degli appalti, anche con riferimento alle nuove e più moderne forme di realizzazione di opere pubbliche, quale il project financing. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato come la rapidità del TAR e in generale l'ottimo funzionamento della macchina pubblica sia motivo di attrazione di investitori dall'estero. I dati della pandemia in regione salgono a 9 i pazienti ricoverati in terapia intensiva Covid. Oggi si registra il decesso di una donna di 41 anni di Fiumicello, Villa Vicentina. I nuovi casi sono 1.159 contro i 1.278 di una settimana fa, 11.982 i tamponi analizzati con un tasso di positività che sfiora il 10%. 9 le persone ricoverate in terapia intensiva, 2 più di ieri e 130 quelle nei reparti ordinari, calate invece di 2 unità, altri 5 decessi, sono 5 in totale i decessi che sono stati registrati oggi. L'età delle altre vittime è compresa fra i 77 e i 96 anni, sono oltre 23.000 le persone in isolamento. Intanto crescono i casi di contagio da influenza stagionale anche per una campagna vaccinale con numeri più bassi. L'influenza normale sta tornando a salire. Il dato emerge dal bollettino epidemiologico, dove si registra una crescita dei contagi, in particolare tra i bambini sotto i 5 anni. Rispetto alla scorsa stagione, in questa si è registrato un aumento dei contagi legati alle minori restrizioni Covid. Il tipo di virus circola sulle stesse basi e distanziamento, mascherina e igienizzazioni mani sono ottimi strumenti per prevenirne il contagio, ma soprattutto per il minor numero di vaccinazioni. Nel 2020, anno dello scoppio del Covid, le dosi acquistate da Arx erano andate letteralmente a ruba, al punto da essere esaurite prima di Natale. I vaccini erano stati fondamentali per coprire il 70% della popolazione degli aventi diritto. Per questa stagione Arx era quindi corsa ai ripari acquistando 100.000 dosi in più rispetto alle 346.000 del 2020, ma la risposta, complice anche la profilassi Covid a disposizione, è calata drasticamente, arrivando a una copertura di circa il 50% degli aventi diritto, quindi over 60 e soggetti fragili, una platea di circa 400.000 persone. Arx per la prossima stagione ha appena pubblicato il bando e questa volta la richiesta è di circa 300.000 dosi di vaccino, in linea quindi con quelle pre-Covid. E restando alla sanità, per l'intera giornata dell'8 aprile è stato indetto uno sciopero nazionale degli infermieri e di tutto il personale sanitario non medico afferenti alle qualifiche contrattuali del comparto sanità operanti nelle ASL, nelle aziende ospedaliere e negli enti di sanità pubblica. Saranno garantite le urgenze e i servizi minimi essenziali come previsto dalla normativa.
Sono oltre 100 i lavoratori assunti nel nuovo deposito di smistamento Amazon di Udine, che è stato inaugurato ufficialmente oggi, ma che è operativo già da ottobre. Se negli ultimi mesi avete comprato qualche cosa da Amazon, è molto probabile che sia partito da qui. Le serrande si alzano alle 3 del mattino e si chiudono nel primo pomeriggio. In quelle ore ogni pacco, pacchetto e pacchettino con il logo del sorriso diretto nella provincia di Udine viene scaricato, diviso, reindirizzato, posizionato sul furgone e consegnato davanti alla porta dell'acquirente. È la frenetica vita del nuovo deposito di smistamento Amazon di Udine, inaugurato oggi anche se già operativo da qualche mese. Il cliente fa l'ordine anche a tarda sera, l'ordine viene prelevato nei nostri magazzini in cui si trova l'inventario, viene impacchettato, etichettato con la destinazione del cliente finale e arriva qui. Smistiamo tutti i pacchi destinati ai clienti della provincia di Udine nelle borse colorate che vedete alle mie spalle. Ogni borsa corrisponde a una determinata zona della città piuttosto che paese. Lo smistamento viene completato in circa 3 ore, in cui tutti i pacchi destinati appunto alla zona vengono smistati. Verso le 9:30-10 gli autisti arrivano, si trovano già quei carrelli che vedete qui in fondo caricati con la loro rotta, la caricano sul furgone ed escono poi in consegna. Noi abbiamo una posizione geografica fortunata, siamo al centro della regione e quindi Udine si trova proprio in questa posizione ottimale per chi deve distribuire e chi deve organizzare la distribuzione. Io sono contento anche perché questo stabilimento è stato realizzato in tempi rapidissimi e soprattutto però è dotato di tutti i sistemi di sicurezza e anche oltre la sicurezza, perché ho visto veramente dei sistemi molto importanti per la sicurezza di chi lavora, e ricordiamo che qui lavorano tante persone, e anche un ambiente di lavoro buono. È stata inaugurata oggi la nuova sede di Cassa Depositi e Prestiti in Friuli Venezia Giulia. Risorse pari a 3,5 miliardi di euro per 1.100 imprese e 330 milioni a favore di 35 enti pubblici del Friuli Venezia Giulia sono i numeri di Cassa Depositi e Prestiti, che ha inaugurato una nuova sede in regione ospitata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia. La vicinanza del territorio viene vista anche in supporto di quelle che sono tutte le attività di coadiuvazione anche per quelli che sono i fondi del PNRR, quindi supportare anche la regione e le diverse amministrazioni per cercare di mettere a terra tutte quelle che sono le risorse del PNRR. Il padrone di casa dell'ente camerale Antonio Poletti si è detto onorato di poter ospitare CDP, un passo fondamentale per favorire la crescita socio-economica del territorio. Questo è un territorio molto competitivo che ha bisogno di vedersi irrobustita la propria possibilità di crescere ancora. In questo momento internazionalmente difficilissimo, la scelta di Cassa Depositi e Prestiti è un gesto di fiducia nei confronti del territorio regionale e noi siamo onorati di aver partecipato a questa inaugurazione assieme alla Camera di Commercio, che come sempre è un partner operativo efficace per le politiche regionali. Con ricerca, cibo e farming si sono chiusi gli incontri per studiare una nuova formula per Agriest che si terrà a Udine Gorizia Fiere nel 2023, che sarà incentrata sull'educazione al consumo di cibo. Agriest 2023 sarà una fiera verticale all'insegna dell'educazione al consumo di cibo. È quanto si prefiggono gli organizzatori della rassegna dopo 3 incontri di approfondimento sulle sfide che dovrà affrontare l'agricoltura del futuro, l'ultimo dei quali si è soffermato su ricerca, cibo e farming, il futuro in tavola. Dovremo parlare di cultura del cibo, quindi nella scuola e nei comportamenti, leggi, spreco. Dovremo parlare di digitale, quindi fare in modo che quel 6-7% di coltivazioni che sono supportate dal digitale diventino molto più ampie. Dovremo parlare di sostenibilità, ma soprattutto calare i progetti concreti di sostenibilità. Di sicuro sarà una Agri-Food Est, ecco, da questo punto di vista. Il processo di transizione ecologica, ambientale e sociale passa attraverso la ricerca e le nuove tecnologie di produzione. Un esempio tra i tanti è il vertical farming. Le vertical farm consumano pochissima acqua, il 95% in meno rispetto alla coltivazione tradizionale, ma hanno un grosso problema. Sono degli strumenti molto costosi e di conseguenza il prodotto che si coltiva con le vertical farm, seppure con dei vantaggi di pulizia, non si usano assolutamente i pesticidi,
pesticidi di impatto ambientale ridotto, risulta essere un prodotto molto costoso. Quindi lo sforzo che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è stato quello di risolvere questo problema di sostenibilità non ambientale ma finanziaria. Dopo intere settimane senza precipitazioni, oggi è tornata la pioggia in regione, così sarà fino a sabato. C'è da capire se basteranno 4 giorni di pioggia a frenare l'emergenza siccità che riguarda non solo l'agricoltura ma anche il comparto ittico, così come le utenze domestiche. Se ne parlerà questa sera dalle 21 nell'appuntamento con Elettroshock. Lo sport ora con le date dei recuperi dell'Udinese. Le gare contro Salernitana e Fiorentina si giocheranno il 20 e 27 aprile, un mese molto impegnativo per i bianconeri. Tra poco ne parliamo a Sport FVG, daremo spazio però anche alle anticipazioni relative alla tappa del Giro d'Italia del prossimo 27 maggio e una pagina dedicata poi al Pordenone anche con l'esordio in azzurro di Cambiaghi. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buona serata, arrivederci.